Com'è stata questa preparazione con Conte? Dura, è stata dura, però dai, abbiamo fatto una bella preparazione, mancano ancora altri giorni e poi iniziamo questa stagione. Queste preparazioni così dure servono? Sicuramente servono, ma cosa fanno? Vi danno quella benzina per tirare fino alla fine o perché secondo te vengono fatte in maniera così forte? No, se vengono fatte è perché serve mettere benzina per fare un gran campionato, quello sicuramente. E quindi voi le accettate di buon grado pur essendo faticose? Nella fatica poi si vede chi è buono e chi è malamente. Bene, questo malamente è perfetto. Grazie. Adesso voglio chiedere due cose a Pasquale. La prima cosa, questo braccetto. Allora io ogni tanto compaiono dei termini che io braccetto fino a 1 o 2 anni fa non avevo mai sentito. Che vuol dire braccetto? Cos'è questo braccetto? Perché secondo me non tutti lo sanno. Cosa vuol dire braccetto? Braccetto di destra, braccetto di sinistra? C'è qualche altro braccetto? No, braccetto sono i due laterali che affiancano il difensore centrale. Quindi detta così è semplice, come quando diciamo da contropiede ci fu la ripartenza. Bravo, no, questo Pasquale, no? Perché voglio dire, sono quelle cose. Chi è che sta chiamando? Sono dei bambini, sono tuoi amici quelli? Sì, sono amici suoi, sì, che erano venuti anche, sì. Invece c'erano delle curiosità che volevano sapere. Tu sei un ragazzo particolarmente tatuato, hai molti tatuaggi. Allora, perché hai questi tatuaggi e se ce n'è uno che in particolare ci tieni particolarmente a spiegare? È iniziato come un gioco perché anche ho la passione di disegnare. Il tatuaggio a cui tengo di più è sicuramente quello là che ho tatuato sul petto perché è un amico che ho perso a 9 anni e anche per lui che ho scelto il numero 30 perché è nato il 30 maggio. Bellissimo questo applauso per ricordare lui. Bene ragazzi, allora facciamo un ultimo giro e poi andiamo a cenare. Allora, le solite domande io non le vorrei fare. Cosa promettete ai tifosi? Il massimo impegno. Come volete arrivare? Il più in alto possibile. Quale altra domanda ovvia si potrebbe fare che non faccio? Com'è Conte? Bravissimo. Com'è il pubblico napoletano? Straordinario. Quindi io direi che a questo punto le ho fatte io, ho dato la risposta e quindi un saluto, però lo potete fare tutti quanti ai tifosi del Napoli senza scherzi, dove sicuramente diamo per scontato il massimo impegno e cercare di fare il meglio possibile, vero? Assolutamente, la maglia a fine gara deve essere sempre zuppa di sudore, quello sicuramente.